E basta, hai vinto. Sì? Voi 202, Melotto 100. Mancava solo il risultato dell'ultima sezione, poi, quando è arrivato, è esploso l'abbraccio con i suoi figli, il compagno e la squadra. Congratulazioni trasversali anche da Rossella Cendrone e Legna Canzian, sindaco uscente e vicario, un tripudio che però ha avuto anche i suoi momenti scaramantici, di boscoviana memoria, tra numeri e sezioni non si voleva festeggiare in anticipo. La partita finisce quando l'arbitro fischia. Ma a metà del pomeriggio, quando appare chiaro che la vittoria è questione di minuti, arriva la telefonata di congratulazioni da parte di Deborah Leonardi, un'altra candidata. Manca ancora il 7, sai che io sono una persona prudente. Deborah, grazie Deborah, altrettanto. Comunque, insomma, dopo ci vediamo. Grazie Deborah. Grazie, ciao, un abbraccio. Tra le due c'è stima e rispetto e si lavorerà per il bene di Silea, nessun dubbio. Con Deborah Leonardi è una grande stima reciproca, insomma, quindi sì, persona per bene e con esperienza, per cui sarà anche bello averla in consiglio comunale all'opposizione, perché l'opposizione serve a questo, insomma, a pungolare chi amministra e a far bene il lavoro di tutti. Ma ora è il momento della festa, dei complimenti, del calice alzato, ma con le orecchie già pronte per ascoltare e cominciare a lavorare. La chiave vincente è stata una campagna elettorale pulita, moderata, rigorosa e una squadra molto ben composta, molto ben allineata, di persone veramente speciali. Sono commossa perché era un risultato che nasce da un percorso di lungo corso. Tutti avevano detto che questo era il periodo del cambiamento, nei giornali si parlava di sgambetto, si diceva che dopo 19 anni bisognava assolutamente cambiare. Io credo che il cambiamento sia nella continuità e sta solo a chi amministra cogliere le prospettive di cambiamento dentro una solida base di chi mi ha preceduto, insomma. Prima cosa che farà da sindaco? La prima cosa, abbiamo detto che programmeremo gli incontri di ascolto con i cittadini nelle frazioni, sarà calendarizzarli da qui a Natale. Sono la figlia del sindaco neoeletto. Ho visto tutto il lavoro che c'è dietro e penso che abbia vinto comunque il modo giusto di fare politica, il modo corretto, e vedendo tutto l'impegno che c'è dietro sono molto fiera di mia mamma e non potevo chiedere un sindaco migliore per la mia città dove sono nata e dove ho vissuto e vivo tuttora.